Buon pomeriggio, mentre si riattivano le connessioni, le persone si collegano. Diamo a tutti il benvenuto a questa iniziativa di Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa e Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia legata al tema dell'Advanced Manufacturing Valley, una prospettiva di possibile sviluppo per la nostra regione. E prima di dare la parola all'assessore Sergio Emidio Pini, solo 2 parole di introduzione, perché oggi, come avete visto, nel programma abbiamo 2 interventi, però da parte della Giunta regionale, però l'assessore Rosolén si scusa, ma è stata convocata a un tavolo urgente per il trasporto pubblico degli studenti e quindi non riesce a collegarsi all'inizio. Se riuscirà più avanti nella riunione ci raggiungerà. E questa è un'iniziativa che nasce un po' anche dall'attività che fa Agenzia Lavoro Sviluppo Impresa e dall'attività che la Regione ci chiede di affiancare, che è quella di porsi come connettore dei fabbisogni del tessuto produttivo regionale e policy advisor e diciamo cassa di risonanza o, se vogliamo, strumento di approfondimento e di elaborazione per la Regione. Ci siamo, per così dire, imbattuti in questa prospettiva di sviluppo dell'Advanced Manufacturing Valley, che ci è sembrata particolarmente in sintonia con diversi progetti che il territorio sta portando avanti e con diverse prospettive di sviluppo che gli assessorati ci stanno rappresentando come tematiche importanti da approfondire e da seguire. E quindi con questa prospettiva abbiamo organizzato un'iniziativa che vuole rappresentare un po' una sezione trasversale che non è esaustiva di tutto quello che si fa nel mondo del manifatturiero avanzato, ma che porta qui oggi con noi gli assessori di riferimento, imprese importanti del settore digitale, l'università, persone che comunque stanno operando nella manifattura nuova e nel digitale, e poi 2 esperienze molto importanti di progettualità, i P4FVG e la LEF. Quindi do subito la parola all'assessore alle attività produttive e turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non dirò per portarci un indirizzo di saluto, perché proprio abbiamo oggi previsto nel programma che ci sia invece un intervento di focalizzazione su come l'Advanced Manufacturing Valley può entrare nelle linee strategiche della regione. Bene, innanzitutto buonasera a tutti. Per chi si fosse collegato ora, mi scuso, ma potrò stare con voi non tanto tempo, in quanto alle ore 18 ci sarà una giunta straordinaria. Siamo in fase di approvazione della legge di stabilità, quindi stiamo correndo con norme, con ricerca di fondi per investimenti, quindi scusatemi fin d'ora. Insomma, innanzitutto io devo dire, vedo tanti amici collegati, li saluto in maniera affettuosa. Devo dire che questi incontri tematici portati avanti dall'Agenzia Lavoro e Sviluppo Impresa sono quanto mai utili per diffondere il verbo tra i diversi stakeholders che abbiamo nel territorio. Mai come ora, noi stiamo vivendo un anno veramente, io dico, terribile, orribile, difficile, un anno che ci sta mettendo a dura prova. Noi che governiamo, perché un mandato più semplice forse potevamo provare a portarlo avanti, ma una prova terribile per il tessuto economico della nostra regione. Vero è che ci stiamo adoperando in questa fase, perché siamo ancora appieno dentro la fase emergenziale, con degli aiuti per diversi comparti che sono davvero in ginocchio, ma altrettanto vero è che mai come in questo momento ci siamo accorti, ci stiamo accorgendo della necessità da parte del nostro tessuto imprenditoriale, che è caratterizzato dall'essere l'85%, circa 90% addirittura micro o piccola media impresa, mai quanto ora ci siamo accorti che c'è la necessità di un cambio di passo fondamentale, pena, io dico, la desertificazione del nostro tessuto economico. Noi come Regione abbiamo
colto da un bel po' di tempo quelle che sono le necessità impellenti, oramai impellenti per il nostro tessuto economico. In primis quello di permettere alle nostre imprese di crescere e traguardare il futuro con un certo ottimismo e soprattutto di traguardare il futuro in maniera adeguata. Oggi quando tu parli di innovazione, quando tu parli di digitalizzazione, non è che parli del futuro ma parli del presente. E mai come oggi ci siamo accorti quanto, tra di noi dobbiamo dircelo, le nostre imprese hanno bisogno di un po' cambiare. Siamo un po' indietro, eccezione fatta di qualche piccola eccellenza nel nostro territorio, la stragrande maggioranza delle nostre imprese è ancora all'età della pietra da un punto di vista della innovazione, della digitalizzazione dei propri processi produttivi. Guardate, noi come regione siamo una regione che ha delle caratteristiche importanti. Noi abbiamo dei centri di eccellenza, parliamo dei cluster, parliamo dei consorzi, parliamo delle università, parliamo dei centri di innovazione, di ricerca. Bene. Quello che noi dobbiamo imparare a fare è nella legge che noi ci stiamo approveremo in aula alla fine del mese di gennaio, quello che noi dovremmo imparare a fare è a mettere a denominatore comune tutte le conoscenze che noi abbiamo. Oggi quello che ho visto da profano, da esterno, ma da imprenditore è che queste eccellenze ci sono, ma difficilmente dialogano tra di loro, ma difficilmente si contaminano tra di loro. E questo cosa sta comportando? Sta comportando per le nostre piccole imprese, per le nostre medie imprese, una perdita di opportunità fondamentale. Ecco perché in questa legge la parte dell'Advanced Manufacturing Valley, noi abbiamo questo sogno, c'è Fabiano, vedo anche Fabiano, no? Abbiamo iniziato a ragionare così, ma mesi fa, ancora prima di sto casino benedetto, no? Sull'opportunità, necessità di far sì che la nostra regione diventi un esempio. Noi lo siamo stati in diversi settori e possiamo farlo anche qua. Noi abbiamo delle eccellenze che altre regioni non hanno, però dobbiamo metterle a sistema. Parliamo di imprese giovanili, start-up. Il numero delle start-up in Friuli Venezia Giulia è uno delle, non so, adesso non mi ricordo se era prima, tra le prime 3, come numero di start-up presenti in Italia. Abbiamo la necessità, abbiamo questi centri, dicevo, d'eccellenza che sono fondamentali. Ecco perché mai come ora diventa necessario parlare di contaminazione, revamping, riconversioni, supporti per la ripartenza. I protagonisti noi li abbiamo, sono sparpagliati nel territorio. Ecco, compito nostro e secondo me serate, incontri come queste svolgono una funzione fondamentale, quello di far sedere attorno a questo tavolo virtuale tante eccellenze presenti nel nostro territorio e far sì che le stesse si scambino delle conoscenze, delle esperienze, dei brevi tratti di storia che hanno caratterizzato le proprie imprese piuttosto che. Quindi io non la faccio lunga, mi scuso ancora con voi se vi dovrò abbandonare, ma noi abbiamo una grande occasione, ora o mai più. Allora, la Regione mette a disposizione sia l'architrave normativa per agevolare questi passaggi, metterà a disposizione le risorse, l'Europa sta facendo sta mettendo a disposizione anche per queste fattispecie diversi miliardi di euro. Mi auguro che l'Italia si metta d'accordo in fretta per non perdere questa occasione, questa opportunità. Io penso che lavorando assieme si possa davvero garantire alle nostre imprese un futuro roseo, e tocchiamo ferro perché il periodo veramente non è proprio dei migliori. Quindi, cari signori, io vi auguro buon lavoro, chiedo ancora scusa in primis alla dottoressa Alessio Verni, ma a tutti voi se vi devo salutare. Buon lavoro e a presto, spero in presenza e non virtualmente, ci siamo un po' rotti tutte le scatole. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.
Passiamo quindi la parola a Fabiano Benedetti, CEO di Beantech, che conosciamo, azienda importante del settore informatico che è nata e cresciuta negli ultimi, diciamo, 20 anni in questa regione, quindi sicuramente testimonia già di per sé che c'è un territorio fertile per le iniziative nel settore digitale. E a Fabio Candussio, professore a contratto di sistemi informativi aziendali dell'Università di Udine, partner Novalia e conoscitore anche del nostro tessuto produttivo, anche per avere fatto diverse collaborazioni proprio con le imprese, quindi non, diciamo, coniuga sia la capacità di trasmissione del sapere che anche la capacità di applicazione in azienda. Vi chiedo quindi, la regione Friuli Venezia Giulia ha le caratteristiche per diventare un Advanced Manufacturing Valley, e in questa visione di Valley che richiama inevitabilmente l'archetipo un po' della Silicon Valley, quali sono gli elementi che vedete già e che cosa dovrebbe attivare in maniera virtuosa? Quindi qual è un po' la visione, ma soprattutto che cosa già ritrovate nelle cose che la regione mette a disposizione? Intanto buonasera, noi ci siamo preparati, facciamo la staffetta, quindi inizia Fabio Candussio e poi mi passerà la palla attraverso le slide e continuerò io e poi concluderà lui. Vai Fabio. Ok, penso che tutti stiano già apprezzando e guardando questo disegno del Friuli Venezia Giulia come un Advanced Manufacturing Valley. Diciamo, è un'immagine molto evocativa questa, però probabilmente a tutti noi è venuta in mente quella di una valle ancora più famosa. Forse insomma, questa immagine a qualcuno dice già qualcosa, stiamo parlando della Silicon Valley. Uno dei dubbi che uno potrebbe avere è: ma come è nata la Silicon Valley? Cioè, o meglio, perché è nata lì e non è nata altrove? Allora, ci sono tante teorie, io ve ne porto una abbastanza interessante che ho letto su un libro di qualche anno fa. Cioè, in pratica, la Silicon Valley si è sviluppata lì e non altrove perché la mamma di questo signore che adesso vedremo, che è William Shockley, viveva a Palo Alto. Uno, magari vi chiederete, ma chi è William Shockley? Beh, allora, intanto ha vinto un premio Nobel per la fisica nel 1956, ma soprattutto è stato la persona che ha progettato i primi transistor. Lui era reduce da un divorzio e per sua comodità, quindi, decide di andare a vivere dalla madre, e trascinando praticamente con sé tutto un team di ricercatori, di talenti, con cui ha poi avviato i primi laboratori per la produzione di transistor che usavano il silicio come componente principale. Shockley in realtà, oltre ad aver portato il silicio nella Silicon Valley, ha dato di fatto involontariamente il via al fenomeno degli spin-off. Infatti subito dopo, lui non aveva un carattere molto simpatico, alcuni dei suoi collaboratori lo lasciano e fondano, probabilmente un nome noto a molti, la Fairchild Semiconductor, che a sua volta, con effetto domino, ha creato tutta una serie di nuove aziende, richiamando moltissimi talenti, nuovi investimenti, eccetera. Una di queste aziende, per chi un nome abbastanza noto, è la Intel. Ora però non possiamo porre sullo stesso piano il modello della Silicon Valley californiano con quello della nostra Advanced Manufacturing Valley. Il contesto californiano, allora negli anni 50-60 come oggi, è caratterizzato da un effetto volano basato sì sui talenti, come Shockley e il suo team, ma soprattutto sostenuto da una serie di investimenti strutturali e continuativi. Il Friuli Venezia Giulia è assolutamente un caso diverso, però presenta alcune potenzialità che potrebbero, e noi ne siamo convinti, lo diceva prima anche l'assessore, creare una solida base di sviluppo futuro. Allora, da un lato abbiamo una regione ad altissima vocazione manifatturiera, penso che questo sia sotto gli occhi di tutti e i numeri anche regionali lo confermano. Dall'altro abbiamo un fenomeno della trasformazione digitale. Siamo sempre stati all'avanguardia, sia nel mondo delle scuole superiori, dell'università assoluta, con eccellenze a livello anche nazionale. Però, oggettivamente, forse per questioni dimensionali non abbiamo quella base di talenti, quindi va sviluppata e vanno attratti questi talenti, e non abbiamo neanche un sistema di investimenti così definitivo e continuativo. Allora ci è venuta in testa un'idea di provare a ricombinare questi elementi attraverso quello che abbiamo chiamato l'effetto mulinello. Come dice la parola stessa, il mulinello cos'è? È un vortice che progressivamente trascina particelle, fluidi, eccetera, eccetera. C'è stato un effetto mulinello a Palo Alto a trascinare il fenomeno della Silicon Valley? E a questo punto può esserci un effetto mulinello da innescare nel Friuli Venezia Giulia? Beh, noi ne siamo convinti. Il primo tassello di questo effetto mulinello è quello di riuscire a sviluppare, ad attrarre
dei talenti sul nostro territorio, dei talenti con intelligenze specialistiche messi a disposizione dello stesso territorio. Poi vedremo alcuni esempi, li farà Fabiano, ma ci sono tante iniziative che possono essere fatte per svilupparli e per trattenerli soprattutto. Dov'è la parte importante di tutto questo? È che se noi prendiamo questi talenti e chiamiamo anche su questo territorio i big player, i grandi vendor internazionali che forniscono tecnologia, potrebbero essere il primo terreno fertile su cui sviluppare un sistema win-win, perché i vendor portano e fidelizzano gli utenti con le loro tecnologie. Per contro, gli utenti sono sempre alla frontiera nell'utilizzarle. L'altro tema però non è tanto quello delle aziende, quanto dei casi aziendali. Questi talenti, queste tecnologie devono essere messe a frutto sul territorio. Servono delle sfide applicative. Ho visto che tra le persone collegate c'è anche il mio collega molto più importante di me, che è Marco Sortino. Lui è un esempio di sfide applicative vinte. Porta sul territorio l'IoT, un mondo di industria 4.0 avanzato, ma con casi molto concreti. E questi casi molto concreti, nell'effetto mulinello, possono a loro volta attrarre investimenti di grandi e medie aziende. Non possiamo pensare che debbano fare tutte le piccole, servono anche le medie e le grandi aziende, anzi si servono soprattutto le grandi e le medie aziende interessate a sostenere questo ecosistema. Ma anche la politica, lo diceva prima anche l'assessore, può dare un contributo molto forte, facendo delle scelte a volte anche impopolari, magari molto focalizzate, ma continuando a costruire questo effetto mulinello. Io ho solo il compito di fare una premessa, cedo volentieri la parola adesso a Fabiano, che magari porta la sua esperienza pratica in quello che è il tema dei talenti. Io, ecco, sto cercando di fare share. Ecco qua, ditemi se vedete bene. Sì. Allora, grazie Fabio. Allora, noi quello che alla base di tutto quindi c'è la necessità di sviluppare, trattenere e attrarre talenti. Sono 3 azioni importanti che dobbiamo fare. Quali sono i problemi che abbiamo incontrati e che stiamo incontrando nel portare avanti questo discorso? Io non riesco a... Vediamo col mouse. Eccolo. Abbiamo numeri troppo piccoli. La regione è piccola. Noi lavoriamo con tutte le università del territorio. Vi do solo un numero che è importante. Negli ultimi anni, laureati magistrali in informatica a Udine, la media è di 20. Cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre ogni anno escono laureati magistrali in informatica a Udine 20 persone circa, 20 ragazzi, che sono veramente troppo pochi, e non se la passa meglio Trieste perché comunque i numeri sono lì attorno. Quindi c'è un problema di quantità, c'è un problema di troppi pochi ragazzi che si laureano e che possono creare quel fenomeno per sviluppare appunto questi talenti. Bisognerebbe agire sulle scuole per svilupparli fin dall'inizio e cercare di indirizzare poi i ragazzi verso indirizzi tecnico-scientifici. Questo c'è il paradosso del lavoro di oggi, no? Quindi c'è un 30% di disoccupazione giovanile e le aziende che non trovano lavoro. Noi anche come azienda IT siamo in quell'area, non è che mancano solo saldatori, carpentieri, mancano anche personaggi, nelle persone che si occupano di IT. C'è un rischio esodo. Quei pochi che si laureano purtroppo spesso prendono strade diverse, lontane dal Friuli Venezia Giulia, e quindi se ne vanno in giro per il mondo. Uno che si laurea in informatica oggi è come un gatto in tangenziale, cioè dura poco, nel senso che è veramente chiunque da Boston, da Londra, da Berlino, da tutte le parti del mondo, un laureato in informatica lo vogliono velocemente perché ne hanno bisogno. E per fare un esempio calcistico, giusto per la cantera è, io e Fabio abbiamo fatto questa analogia, la cantera è la scuola di calcio del Barcellona, cioè dove nascono i talenti che il Barcellona coltiva fin da piccoli, li prendono dalle migliori squadre del mondo e poi li tirano su. Ecco, noi siamo come la cantera, solo che non abbiamo la prima squadra, cioè i ragazzi che noi tiriamo su, invece di andare a giocare al Barcellona, e loro fanno un bel contratto in modo che non vadano a giocare con le squadre che poi li troveranno contro in Champions League, noi andiamo a giocare, noi andiamo a creare questi ragazzi che poi vanno ad alimentare economie
che sono economie ovviamente competitor rispetto alle nostre, quindi ce li troviamo poi anche contro negli scontri internazionali che ormai le aziende locali sono obbligate ogni giorno. Quindi questo qua è un altro problema molto grosso. I ragazzi oggi hanno bisogno di sfide, bisogna alzare l'asticella. I ragazzi che escono dall'università, Udine, Trieste, hanno bisogno di sfide professionali elevate, hanno bisogno di conoscere le ultime tecnologie, quindi IoT, Big Data, Cloud, realtà aumentata, intelligenza artificiale, tutte quelle tecnologie che oggi necessitano, tra l'altro le aziende che si occupano dell'industria 4.0 sono quelle che oggi stanno dentro la rivoluzione digitale, che però spesso purtroppo localmente non sempre riescono a trovare soddisfazione in questo senso. L'IT ormai è diventato più forte dell'OT, cioè anche le aziende produttive, manifatturiere, hanno bisogno di risorse di tipo IT, cioè risorse che si occupano di digitale. L'operaio del futuro avrà un casco con realtà aumentata, occhiali, e avrà bisogno di tecnici qualificati che girano per gli impianti. È una parola che prima ha usato anche l'assessore, che è una parola infelice in questo periodo, però non c'è niente di più rappresentativo di quella, è quella della contaminazione, cioè quella della necessità di fare in modo che questi ragazzi entrino in contatto col business e che il business entri in contatto con i ragazzi. Cioè qui il mondo tra la manifattura, tra chi lavora nel mondo della manifattura e chi lavora nel mondo dell'IT deve contaminarsi, perché questo è l'unico modo per creare del valore. Nel nostro piccolo, io qui ho portato alcune esperienze che BioNTech ha fatto e sta facendo in questi anni, cercando di rappresentarle secondo il modello del mulinello, a partire dai talenti. Allora, noi in questi anni cos'è che abbiamo fatto? Noi abbiamo lavorato molto sulla scuola e sull'università per far conoscere quello che noi facciamo e far vedere a questi ragazzi che oggi non serve andare a Boston o a Londra o anche a Milano per trovare delle cose interessanti da fare, ma le possono trovare anche qua. E quindi noi abbiamo impostato in particolare col Dipartimento di Matematica e Informatica di Udine, dei dottorati, delle borse di studio, dei tirocini. Abbiamo fatto dei corsi a sistemi informativi con Fabio Candussio, col professor Candussio, per far a ingegneria gestionale, alla magistrale, per far conoscere strumenti e metodologie per fare analytics, quindi prima ancora che questi ragazzi finiscono la scuola. Abbiamo appena inaugurato, purtroppo senza nessun tipo di brindisi, ma perché non si può, il laboratorio di intelligenza artificiale fatto dentro il Lab Village di UNIUD. Anche questo è un metodo, uno strumento per far conoscere i ragazzi che escono dall'università che anche a Udine si possono fare cose interessanti. Tra l'altro quel laboratorio lì servirà proprio per applicare strumenti e metodi di intelligenza artificiale applicati al mondo della manifattura. Abbiamo fatto con l'Università di Trieste, siamo sponsor della magistrale di Data Science e Scientific Computing, che è quella che costruisce i data scientist, che sono le figure chiave delle aziende moderne, cioè sono quelle che poi utilizzeranno l'intelligenza artificiale e la statistica per risolvere i problemi aziendali. In Sissa siamo sponsor del Master HPC, da cui abbiamo anche, tra l'altro, portato a casa anche delle risorse molto interessanti. E ultimo, ma non l'ultimo, quindi last but not least, l'ITS per noi sono una risorsa preziosissima su cui abbiamo investito in questi anni e secondo me sono ancora sottoutilizzati rispetto a quello che è anche sfruttati dalle famiglie per il valore aggiunto che danno anche all'economia, alla società. In particolare i due che sono più interessanti per noi, cioè il Malignani e il Kennedy, dove noi siamo sia soci ma anche docenti e quindi portiamo le nostre tecnologie dentro le scuole, perché poi questi ragazzi nel momento in cui escono sono già pronti per entrare nel mondo del lavoro. Oggi, negli ultimi 5 anni, noi ne abbiamo assunti 17 da Malignani e Kennedy. Quindi è una scuola molto importante su cui secondo me bisognerebbe investire ancora di più. E noi abbiamo cercato di fare dei corsi portando l'eccellenza anche attraverso i nostri partner tecnologici per attirare poi talenti da fuori. Noi stiamo facendo un corso adesso su cloud di Microsoft, dove abbiamo raccolto circa una ventina di adesioni in tutta Italia e ne abbiamo scelti una dozzina i migliori, gente che già lavora, quindi corsi serali, dove questi sono già professionisti dell'IT che vogliono migliorarsi e vogliono sapere come si può migliorare professionalmente utilizzando il cloud piuttosto che gli strumenti che oggi utilizzano. Quindi c'è alzare l'asticella a chi già lavora.
Abbiamo adottato politiche welfare, vabbè, abbiamo preso un premio per questi. E quest'anno noi, grazie a tutti questi strumenti qua, abbiamo aggiunto 27 persone, cioè noi abbiamo un saldo quest'anno nel 2020, che è un anno che non è proprio un anno da ricordare come anno economicamente brillante, però noi abbiamo assunto più 27 persone, quindi tra quelle che sono assunte e quelle che se sono andate, il saldo positivo è di 27, a dimostrazione che poi queste cose funzionano, con grande fatica, ma funzionano. Parliamo della seconda step, quello delle tecnologie. Noi fin da subito abbiamo scelto una visione del business basato sui grandi partner internazionali dell'IT. Quindi 3 su tutti, Microsoft, Dell e Nvidia, sono tre partner molto importanti, dove noi abbiamo delle persone certificate, addirittura con Nvidia, che è un'azienda texana che fa le schede per quelle che oggi, diciamo, sono gli abilitatori dell'intelligenza artificiale, perché sono quelli che consentono, per esempio, le macchine a guida autonoma oggi hanno tutti le schede Nvidia, per poter, quindi sono sistemi di intelligenza artificiale portatili, diciamo, no? Che possono essere embeddati e farti anche per esempio noi le usiamo anche nelle aziende, nei progetti dei manifatturieri, e che quindi praticamente dove girano sopra gli algoritmi di machine learning e deep learning. Noi siamo uno dei partner, siamo stati selezionati tra i partner più importanti, per esempio uno dei nostri collaboratori, il mio dipendente, oggi è tra i 25 esperti mondiali di Nvidia, e lui partecipa a tutti i workshop, a tutte anche la roadmap dei prodotti prima ancora che escano. Noi siamo in grado di sapere cosa uscirà, grazie al fatto che abbiamo investito in questi anni su un vendor molto importante come Nvidia, e questo ci viene riconosciuto. E poi la morale di questo è che comunque anche da Udine si possono fare delle cose del genere. Passiamo al terzo step del mulinello, che è quello dei casi aziendali. Noi adesso stiamo, tra le varie cose, ne abbiamo tanti, ma questo è sicuramente uno dei progetti più importanti. Abbiamo presentato un progetto al MISE per un finanziamento di un progetto per AIM, sta per Artificial Intelligence for Manufacturing, un progetto che ha coinvolto, oltre a Beantech, anche Dani Automation, Lima Corporate e Brovedani, per trovare tutte le migliori tecnologie di machine learning e deep learning da applicare alla manifattura. Quindi l'applicazione di intelligenza artificiale dentro la manifattura, proprio nella direzione di cui stiamo parlando adesso. Ma anche un altro caso, quindi, che va fuori dal Friuli Venezia Giulia, abbiamo iniziato un progetto molto importante con Fameccanica, che è un'azienda del gruppo Angelini, che Fameccanica fa le macchine per fare i pannolini, giusto per tutti i pannolini, quasi tutti i pannolini del mondo sono fatti da macchine Fameccanica, sia Lines che Pampers, per esempio, sono tutti prodotti da macchine fatte da Fameccanica, e loro hanno scelto Beantech e Microsoft come partner, quindi Microsoft per la tecnologia e Beantech come system integrator, per portare avanti un progetto di intelligenza collettiva di impianto, ed è un progetto che ha una durata di una decina d'anni, per rinnovare tutto il loro sistema di offerta al mercato basato sulle tecnologie digitali. E l'ultimo, che per adesso noi abbiamo fatto un passaggio con Friulia, giusto dal 2015 al 2020, noi quest'anno adesso siamo in trattativa per capire cosa fare, quindi in futuro decideremo. Abbiamo avuto Friulia come, diciamo così, come fondo di investimento all'interno dell'azienda. Da qui ai prossimi anni vedremo cosa fare, perché probabilmente potremo anche fare qualcosa, penso non prima dei 2 anni, di attrarre magari degli investimenti da fuori di aziende che vogliono investire su un modello di business come quello che stiamo portando avanti noi. Ecco, questo è un piccolo esempio di come i 4 elementi del mulinello, oggi più i primi 3 che il quarto per quanto ci riguarda, sono stati portati avanti, ma che hanno portato valore aggiunto. Noi, insomma, modestamente, adesso non voglio, però l'azienda in 5 anni è passata da 40 a 150 persone circa, no? Quindi investendo molto sulle persone, sui talenti, e questo ha portato del valore aggiunto. Io volevo, prima di finire, ripassare la parola a Fabio, speriamo di stare dentro i nostri 15 minuti. Avevo alcune proposte concrete, no? che sono le seguenti. Allora, innanzitutto l'abbiamo chiamato magnete, cioè quello di trattenere le persone prima che vadano via. Cioè noi dobbiamo fare in modo, e quindi cercare di indirizzare anche gli investimenti che la Regione fa sulle università, sui centri di ricerca, per fare in modo che questi ragazzi, siccome
Le nostre sono università di territorio, quindi il prodotto finito è il laureato che poi resta a produrre valore aggiunto e ricchezza sul territorio. Non è certo il laureato che poi va a finire a Londra, e quindi secondo me dovrebbe essere indirizzata le risorse che la Regione dà alle università in questa direzione per fare in modo di misurare anche quello che è il beneficio poi che questi ragazzi hanno effettivamente sul territorio, quindi la ricaduta economica che questi portano. E quindi bisognerebbe poi creare dei corsi mirati. Io ho immaginato 2 corsi almeno, no? Perché poi il mondo è diviso tra chi produce tecnologia, che siamo noi, siamo le aziende che provider IT, e chi la tecnologia la consuma, che sono le aziende manifatturiere, chi produce impianti, macchinari. Tutte e 2 hanno bisogno di alzare un po' il livello. Quindi le aziende che producono tecnologia come la nostra hanno bisogno di persone skillate, io l'ho chiamato upskill IT, cioè migliorare le competenze sia all'uscita dell'università ma anche da chi già lavora, e quindi portarle ad un livello successivo, cioè quella di cui oggi il mercato ha bisogno. E poi anche all'interno invece delle aziende manifatturiere delle figure tipo quella dell'industrial digital manager o figure digital manager for manufacturing, comunque delle figure che siano in grado di comprendere le tecnologie e tradurle in business. Quindi se noi riusciamo ad elevare da una parte gli skill delle aziende che producono tecnologia, dall'altra le competenze di quelli che devono utilizzare le tecnologie, se riusciamo a tirar su tutti e 2 i livelli, creiamo un sistema che poi alla fine il sistema economico locale ne beneficia parecchio, perché riusciamo a mantenere quella che è la leadership, perché la nostra è una regione che non è basata sul manifatturiero. Dopo facciamo una considerazione su questa. E quindi anche il focus, per esempio, anche la ricerca. La regione dà tanti soldi per la ricerca, è una regione dove si investe molto in ricerca, anche fondi pubblici, e io credo che dovrebbero essere indirizzati verso canali in cui si porta del valore, quindi porta valore al territorio e non ricerca fine a se stessa, ma ricerca applicata che ha delle conseguenze e delle ricadute economiche sul territorio. Inoltre bisognerebbe anche decidere qual è il target, no? Come prima ricordava l'assessore, il tessuto economico della Venezia Giulia è fatto da una stragrande maggioranza di aziende piccole, non medie, ma piccole. E secondo me, e secondo anche l'idea di Fabio, che prima l'ha ricordato, chi è il driver per creare valore sul territorio rispetto a queste cose? È la media azienda, cioè quella che potrebbe poi creare del valore aggiunto e dare poi un esempio a quelle piccole che poi gli andrebbero dietro. Prima di concludere, e poi passo la parola a Fabio, questa non è una regione della conoscenza e basta, cioè non sarà mai il Friuli Venezia Giulia una regione della conoscenza, è una regione manifatturiera dove la conoscenza applicata alle tecnologie e a far andare avanti il mulinello potrà portare del valore. Quindi noi dobbiamo concentrarci. Quindi un po' di anni fa si pensava che questa poteva essere un'economia dove qui si pensava e magari si poteva produrre da un'altra parte del mondo, no? In Cina, nel Far East, eccetera. Questa cosa non è possibile, perché la produzione, chi progetta, produce e ingegnerizza deve stare poi, deve avere il know-how tutto all'interno di uno stesso luogo. Poi magari si può dar fuori delle cose a basso valore aggiunto. Però quindi non è una regione di sola conoscenza, ma è una regione dove la conoscenza digitale applicata alla manifattura può creare grande valore. Fabio, ti ripasso la palla. Devi mollarmi lo schermo. Però. Adesso ti mollo. Ok, veramente non voglio tediare oltre, volevo solo concludere con 2 immagini per capire e trasmettere l'idea che questo effetto mulinello si può realizzare. Usiamo le formiche, sono abusate, ma magari adesso le leggiamo in veste latina. Ci sono 3 casi e ci sono 3 parole chiave per descrivere quello che state vedendo. Il primo caso è un caso di coordinamento, dal latino ordinare con. Vedete, c'è una formica che ordina e una chiocciola che esegue il compito. 2 persone presenti, ma una sola che lavora. Non è certamente un bel caso di effetto mulinello. Non c'è niente da trascinare se non appunto questa azione velleitaria. Il secondo caso è un caso di collaborazione, fare un lavoro insieme. Le 2 formiche entrambe hanno fame, vogliono mangiare la bacca, ma nessuna delle 2 è in grado di sollevarla da sola e portarla al proprio formicaio. Però facendo il lavoro insieme, condividiamo qualcosa, riusciamo entrambi a ottenere un obiettivo.
uno pensa che l'effetto Mulinello si può ottenere in questo modo, collaborando. Non basta, ci vuole una terza visione, che è quella della cooperazione, dal latino cooperare, che significa fare un'opera, un'impresa insieme. Delle formiche si sacrificano, fanno un ponte per consentire a alcune loro compagne la capacità di salire sulla foglia e attingere al nettare. Si chiama, questa è una, diciamo così, è il date vi sarà dato, che già ai tempi del catechismo però dava un po' fastidio perché uno diceva io metto qualcosa ma poi non so chi la dà a me. Ecco, per riuscire a veramente creare qualcosa di evoluto nella nostra regione abbiamo bisogno di creare un sistema che si basi sul valore reciproco. Non dobbiamo pensare di trattenere risorse per la nostra azienda, per la nostra università, per la nostra economia, dobbiamo pensare di metterle in circolo queste risorse. Non sappiamo quando raccoglieremo, però costruire sistemi significa costruire sistemi basati sulla fiducia e sulla reciprocità. L'ha detta anche un altro grandissimo, e così concludo, personaggio della Formula 1, questo è Ross Brown. Lui ha detto che la strategia stessa è un sistema. E per concludere, vi lascio questa frase, mi piace tantissimo: i perdenti hanno dei piani, i vincenti hanno dei processi. Se vogliamo creare l'Advanced Manufacturing Valley in Friuli, vogliamo creare un effetto Mulinello, smettiamola di pianificare, fare tanti piani, costruiamo processi aziendali, processi organizzativi, processi educativi collegati tra di loro, creiamo una cooperazione fattiva e allora potremo veramente fra pochi anni specchiarci in questa regione dove ognuno avrà fatto il suo compito e magari avremo tutti qualcosina in più. Lascio la parola ai prossimi relatori. Quindi un po' una visione che nasce da un'esperienza di un'azienda che però riesce insomma a elaborarla come un progetto per una regione, in qualche modo ponendosi delle domande trasversali. Abbiamo una domanda, io quasi quasi mentre aspettiamo le slide darei spazio a una breve risposta. Secondo voi perché i talenti non rimangono in regione? Fabiano. Fabio, io tu. No, vai tu Fabiano. Lascio te la allora, io porto la mia esperienza, giusto perché quest'anno ne abbiamo persi 3-4 di importanti che sono andati. Uno in un centro persone, dico talenti di Beantech, quindi persi perché sono andati via, quindi non siamo riusciti a trattenerli. Uno è andato in un centro di ricerca a Chicago, uno è andato in Austria, in una grande multinazionale, e uno è andato in Inghilterra. Allora, io non ho indagato, allora le loro erano sicuramente motivazioni, per uno erano personali perché in Austria gli davano tutto, lì avevano asili e cose, vabbè, quello è un caso particolare. Quello del centro di ricerca americano mi ha detto che lui era il sogno della sua vita, quello di andare a lavorare negli States, e dove io non avrei potuto dargli un'alternativa al sogno americano, perché purtroppo non c'è un sogno di Udine paragonabile al sogno americano. E poi il terzo che andava in Inghilterra, anche quello non è stato possibile, perché anche per lui era importante fare un'esperienza all'estero. Allora, la morale con cui io potrei concludere questo ragionamento è che noi abbiamo un sistema troppo fragile per riuscire a trattenere queste persone. E qui mi metto anch'io probabilmente, sono corresponsabile di tutto questo, però sicuramente il marketing territoriale oggi del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia, ancora di più del Friuli Venezia Giulia, non è in grado di soddisfare alle esigenze di queste persone, perché siamo in un'economia che difficilmente riusciamo a dare delle sfide come quelle che potrebbero dare un centro di ricerca americano, ad esempio. E questo purtroppo dobbiamo prenderne atto. Probabilmente non riusciamo a dare gli stipendi che questi ragazzi prendono in un centro di ricerca americano, dove sicuramente non sono compatibili con quello che sono le nostre. Quindi è un sistema, è una problematica di rischio paese. Però io credo che ci sono, almeno sulle sfide professionali, perché sugli stipendi sarà molto difficile, anche perché poi c'è il costo della vita che è corrisposto, insomma, no? Cioè, ovviamente in America costa molto di più vivere rispetto a quello che. Diciamo che gli stimoli professionali sono quelli che oggi su cui potremo agire, ed è proprio in questa direzione che dobbiamo andare, cioè quello di creare sfide professionali per questi ragazzi, che probabilmente io da solo non riesco, ma facendo sistema riusciamo, per riuscire a trattenerli e non dover andare in un centro di ricerca americano, perché qui
si fa quasi quello che farebbero in un centro di ricerca americano. Questa è la sintesi. Scusate, se... Fabio, se vuoi in una battuta e poi passiamo la parola a Sara Guttilla. Prima di passare la parola a Sara, guarda, porto a questo punto l'esperienza di consulente, che è il mio quotidiano, l'esperienza di professore a contratto all'Università di Udine. E cito il mio grande mentore che è De Toni. Due temi vanno, secondo me, messi davanti perché non potremo mai vincere la sfida, altrimenti, come diceva Fabiano. Il primo è che l'innovazione, lo dice la storia, nasce spesso in periferia. Quindi ci sono delle grandissime sfide professionali da vincere anche in un territorio come Friuli Venezia Giulia, che non si vincerebbero altrove. La seconda è che l'innovazione è una disobbedienza andata a buon fine. Quindi secondo me, se qualcuno è disobbediente, in un territorio come il nostro può fare il discolo e prendersi il 7 in condotta dell'innovazione, che è quello che fa crescere le persone. Sono sfide che noi possiamo spingere, siamo pronti anche a questo. Do la parola adesso a Sara Guttilla perché, come stavamo prima dicendo, effettivamente qui da una visione che nasce da un'esperienza importante di un'azienda coniugata anche a una lettura, se vogliamo, più ampia, quella che abbiamo ascoltato adesso, dobbiamo pur riconoscere che nella nostra regione ci sono grandi progetti che in qualche modo, a mio avviso, interpretano già questa logica del mulinello, e uno di questi è sicuramente il P4FVG, e lo dico almeno per due aspetti: l'aspetto delle tecnologie e l'aspetto del sistema, quindi l'aspetto anche di aver messo insieme una serie di attori del nostro territorio, di aver specializzato i cosiddetti nodi. Ed è per questo che abbiamo chiamato Sara Guttilla come coordinatore generale di Industry Platform for FVG, quindi IP for FVG, e a illustrarci questo progetto che molte volte citiamo, ma che in realtà spesso dovremmo andare un po' ad aggiornarci sul suo stato di attuazione e anche a ricordare come sviluppa dei nodi che per noi sono molto interessanti, specie anche per lo sviluppo dell'attrazione di investimenti, che è uno dei compiti che ha l'agenzia e che effettivamente necessita di questi attrattori. Prego, Sara. Grazie, buonasera a tutti e grazie dell'invito gradito. Mi fa molto piacere essere qui con voi oggi perché sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto anche l'assessore Bini prima, che queste occasioni sono utili per conoscere quello che in realtà viene fatto nel territorio e per mettere a sistema tutte le iniziative. E per cui e anche per cercare appunto di evitare le sovrapposizioni e anzi di aumentare l'impatto che queste iniziative hanno, perché più persone sono a conoscenza del fatto che la nostra regione è una regione molto attiva e molto promettente, e più le iniziative aumentano e trovano anche una strada per essere coordinate insieme. Vediamo, scusate. Allora, prima di addentrarmi nella, presentazione vera e propria di che cosa è IP4, mi preme soltanto fare una piccola, osservazione che un po' trae spunto anche da quello che Fabio ha poco fa detto, e cioè parlare brevemente del fatto che con il tema Advanced Manufacturing ovviamente è un tema molto ampio, ma in generale si parla dell'utilizzo di tecnologie innovative per abilitare o migliorare i processi e i prodotti, e questo tema è al centro di numerose politiche di investimento che sono state perseguite sia a livello ovviamente nazionale e regionale, ma ovviamente anche a livello europeo. Moltissimi sono i programmi che negli ultimi anni e anche nella prossima programmazione sono previsti su questo tema. Però i due elementi che caratterizzano in maniera particolare l'advanced manufacturing in questo momento, e la crisi lo ha in particolare evidenziato e portato all'attenzione di tutti, è il fatto che l'advanced manufacturing deve essere intimamente legato alla trasformazione digitale. Per cui quello che prima Fabiano e Fabio hanno detto è esattamente quello che poi si è verificato. Era stato pensato negli anni passati e oggi è diventato evidente e sotto gli occhi di tutti, e nei piani, sia nel Recovery Fund sia nel piano di ripresa e resilienza del Paese, i due temi di digital transformation e anche quello di trasformare la produzione verso un sistema sostenibile dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista dei consumi che anche dal punto di vista delle fonti che vengono utilizzate,
diventa centrale. La digitalizzazione passa anche, diventa uno strumento abilitante anche per la produzione sostenibile, quindi per abilitare questo tipo di processi. Per cui quanto mai è opportuno questo incontro di oggi, perché è proprio anche centrale sulle politiche europee e nazionali che in questo momento si stanno muovendo. L'altra cosa che è importante, insomma, diciamo che mi premeva così discutere con voi, è il concetto di ecosistema. Oggi si parla sempre più spesso di ecosistema dell'innovazione, o in generale si utilizza il tema la parola ecosistema. Allora, ovviamente tutti noi conosciamo il significato di ecosistema che normalmente si applica alla natura. E in natura questa definizione che ho trovato mi è molto piaciuta, cioè si definisce ecosistema un ambiente in cui ogni componente ha un suo ruolo ben definito, ma che deve e ha lo scopo di interagire con gli altri attori, creando delle relazioni che sono normalmente molto complesse, che però alla fine si rivelano efficaci ed efficienti. In generale gli ecosistemi sono anche aperti e sono interconnessi con altri ecosistemi a creare macrosistemi. E in buona sintesi alla fine tendono a raggiungere e a mantenere nel tempo un equilibrio che però è un equilibrio dinamico. Quindi l'ossimoro che mi è piaciuto è questo: raggiungono una sorta di stabilità evolvente nel tempo. Questa definizione di ecosistema applicata in ambiente naturale si applica in maniera perfetta a quello che è tutto il sistema dell'innovazione e un pochino, insomma, mi aiuta a introdurre quello che è IP4, perché IP4 è il Digital Innovation Hub della regione Friuli Venezia Giulia. La parola Digital Innovation Hub ha una provenienza europea. Infatti, appunto, tutti noi sappiamo che sono stati in questi ultimi anni avviati in diverse regioni europee i Digital Innovation Hub con, diciamo, temi diversi, su tematiche diverse, ma diciamo lo scopo per il quale sono stati istituiti a livello europeo è quello di creare, appunto, per quello che dice la Commissione, un ecosistema che metta in contatto gli attori che promuovono la digitalizzazione con chi ne deve beneficiare. IP4 ha iniziato la sua attività circa 2 anni fa. Io sono una newcomer, sono arrivata da poco all'interno della famiglia di IP4, però con soddisfazione possiamo dire che già abbiamo avuto a livello europeo dei riconoscimenti, perché siamo stati citati come buoni esempi di Digital Innovation Hub dalla Commissione europea e da 2 pubblicazioni del JRC. Per cui, diciamo, ci muoviamo sì a livello regionale, ma sempre con un occhio a quello che accade in Europa. Abbiamo recentemente presentato la candidatura al bando MISE per essere riconosciuto Digital Innovation Hub a livello nazionale, per poter poi accedere alla seconda call, che è quella europea, proprio per diventare European Digital Innovation Hub. Siamo un ecosistema, effettivamente IP4 ha le caratteristiche che prima vi ho illustrato, cioè è un sistema aperto e anche dotato di una stabilità evolvente, perché essendo aperto può ovviamente cambiare e accogliere nuovi attori. Al momento questa è la compagine che ci caratterizza, cioè sono stati coinvolti tutti gli attori dell'innovazione presenti sul territorio, quindi ci sono i parchi tecnologici, insieme ad Area Science Park ci sono il polo di Pordenone e Friuli Innovazione, c'è il Competence Center del Triveneto, c'è la regione, ci sono le industrie e le confindustrie, ci sono gli istituti, istituti superiori, ci sono le università, i cluster e ovviamente i nodi di IP4, di cui poi vi farò una breve carrellata. Il IP4 nasce come uno dei 4 asset del sistema complesso Argo, che è stato finanziato dalla regione e anche dal Ministero, dal MIUR, ora MUR, e dal MISE. Ed è ovviamente ha come obiettivo appunto quello di promuovere la trasformazione digitale delle imprese, ma non solo delle imprese ma anche della pubblica amministrazione. Questa è una vocazione che è importante sottolineare, perché diciamo permette quella cross fertilization che
ovviamente molto auspicata in questi tempi, che coniuga un po' le innovazioni che provengono dalle imprese, per esempio ICT, con quello che possono essere i bisogni della pubblica amministrazione. In generale l'obiettivo è quello di diffondere ovviamente l'innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo regionale e di anche promuovere l'interazione sempre più stretta con il mondo della ricerca e quello ovviamente quello delle industrie. Diciamo che il lavoro fatto fino ad oggi è stato molto intenso per creare, come diceva prima la dottoressa Verny, una struttura che potesse consentire l'insieme delle attività complesse che IP4 ha svolto fino ad oggi e continuerà a svolgere, sempre in un'ottica ovviamente di collegamento e di ponte anche non solo a livello nazionale ma anche a livello europeo. Per cui attualmente IP4 è una partnership pubblico-privata che si articola attorno a 4 nodi cosiddetti, che sono 4 living lab sostanzialmente distribuiti sul territorio regionale. A Trieste, Udine, Pordenone e Amaro. Questi 4 nodi hanno delle partnership che sono appunto legate al tema che il nodo, diciamo, tratta, e quindi abbiamo il nodo di Amaro che è incentrato sulle tecnologie dell'Internet of Things, il cui capofila è il Carne Industrial Park. Poi c'è il nodo Data Analytics and Artificial Intelligence, che invece ha sede a Udine e il capofila è Confindustria Udine. Il nodo Data Optimization and Simulation, che ha sede a Trieste e ha come capofila Area, e il nodo Advanced Manufacturing Solutions, che ha sede a San Vito al Tagliamento, il cui capofila è l'EF, e di cui più tardi la dottoressa Lacopeta farà un'illustrazione poi ancora più, insomma, precisa. Come vi dicevo prima, il Digital Innovation Hub IP4 si pone come Digital Innovation Hub regionale, ma ha delle interconnessioni già stabilite a livello nazionale, ma soprattutto a livello europeo, e le pubblicazioni che prima vi ho fatto vedere dimostrano che già queste interazioni ci sono. Questo perché è importante? Perché quanto viene fatto a livello regionale permette anche di comunicare, di entrare in contatto con realtà simili a livello europeo e quindi di abilitare ancora di più i risultati e le interconnessioni che si stabiliscono a livello regionale. La struttura del nostro Digital Innovation Hub è quindi costituita da 4 nodi tematici che però hanno in realtà 4 layer settoriali, quindi le tecnologie abilitanti sono quelle che abbiamo citato prima, quindi l'Advanced Manufacturing, l'Internet of Things, il Data Analytics, il Data Optimization e Simulation. Però fino ad oggi sono state applicate prevalentemente al settore manufatturiero. Da oggi in poi abbiamo aggiunto altri 3 layer tematici sui quali queste tecnologie vorremmo fossero applicate o fossero insomma estese. Abbiamo quindi lo Smart Building, che è un'iniziativa, che è un layer tematico che prende spunto dall'attività che è stata fatta in questi anni sotto il nome di Cantiere 4.0 e oltre. Fino ad oggi questa attività è stata svolta prevalentemente sul tema di awareness sull'utilizzo delle tecnologie digitali, in particolare sulla promozione dell'utilizzo del BIM, ma da adesso appunto vorremmo estendere l'attività del Digital Innovation Hub anche ad alle aziende che si occupano, alle imprese che si occupano del settore building e in generale del processo costruttivo nella sua interezza. Poi l'altro settore è quello dello Smart Health. Ovviamente anche qui l'azione va a tutto tondo, si parte dalle aziende che si occupano del settore salute fino ad arrivare alle pubbliche amministrazioni. E poi nel settore Smart Mountain invece sono ricompresi dei temi più relativi alla parte energia e ambiente che anche in questo caso possono coinvolgere sia le pubbliche amministrazioni sia anche gli utilizzatori. Questo mi consente anche di fare una breve digressione
riportare quanto sia importante che i generali Digital Innovation Hub, le iniziative che vengono fatte sul territorio, seguano anche la programmazione che è in questo momento in corso, cioè la revisione e l'aggiornamento delle S3. Questo perché anche in ottica attrazione dei finanziamenti, il sapere che le attività che si portano avanti sono in linea con le strategie di specializzazione e intelligenza del territorio crea diciamo, rafforza in maniera particolare tutti gli attori del territorio e li mettono in condizione di poter collaborare, anche perché molte risorse possono essere poi erogate tramite i FESR, insomma, quindi con progetti che possono essere di ricerca e di sviluppo. Tutto questo per dimostrare che è importante appunto mettere sul tavolo tutte le attività che sono in piedi, proprio per cercare di abilitare e trarne il massimo sotto tutti i punti di vista. Diciamo che il IP4, diversamente dai 4 temi che sono stati prima illustrati da Fabiano e da Fabio in ottica Mulinello, invece si muove su un quadrante che è già diciamo, prestabilito dalla definizione stessa di Digital Innovation Hub e che proviene dalla Commissione europea, ovvero i servizi che un Digital Innovation Hub deve fornire sul territorio sono 4. Il Test Before Invest, ovvero che è principalmente l'attività che svolgono i 4 nodi, cioè i 4 nodi sono sostanzialmente dei living lab, dei dimostratori in cui le aziende possono venire a testare delle tecnologie, sono delle vetrine in cui le aziende possono mostrare soluzioni innovative in modo tale che si crei diciamo, un processo virtuoso tra chi la tecnologia la deve fruire e chi la tecnologia è in grado di offrirla. La tecnologia può ovviamente provenire non soltanto dalle aziende ma anche dalle università che possono trovare l'occasione per scalare il TRL delle loro attività di ricerca e testarle in aziende che possono esprimere la volontà di appunto migliorare i propri processi produttivi o i propri prodotti. Quindi diventa un luogo, per adesso è virtuale perché non ci si può vedere vista l'emergenza, però è un luogo fisico, sarà un luogo fisico in cui appunto la domanda e l'offerta, non soltanto quella proveniente dalle aziende, ma anche quella proveniente dal mondo della ricerca. Noi sappiamo che il Friuli Venezia Giulia ha un sistema particolarmente ricco e possono appunto incontrarsi e generare del valore aggiunto. Poi c'è la parte di formazione in cui appunto l'obiettivo è quello sia di generare consapevolezza dei needs, quindi quello che in gergo si dice awareness, sia appunto formare, come si dice, come poco fa insomma diceva anche Fabiano, formare le persone che sempre di più sono chiamate a gestire la parte di trasformazione digitale delle imprese. Poi c'è una sezione che riguarda il supporto ai finanziamenti e infine il networking. Questo è dato perché entrando nel sistema dei Digital Innovation Hub nazionali ed europei il networking è di fatto garantito soltanto per il fatto di chiamarsi Digital Innovation Hub. Concludo brevemente dicendo quali sono in questo momento i servizi che vengono, insomma le opportunità che vengono offerte dai 4 nodi. Allora il nodo di Trieste, Data Optimization and Simulation, ha una specializzazione proprio sulla parte di simulazione e ottimizzazione dei processi aziendali, in particolare diciamo ha dei software che consentono di riprodurre virtualmente una parte dei processi o di sistemi e quindi accompagnano le imprese o le informano su quali sono le possibilità offerte appunto da questo tipo di tecnologie. Il nodo invece di Udine, che è focalizzato su data analytics e artificial intelligence, ha diciamo una vocazione legata al controllo di qualità del prodotto. In particolare ci saranno insomma degli scenari che consentiranno di verificare attraverso tecniche di machine vision e di artificial intelligence di verificare i difetti di una linea produttiva. A questo proposito appunto mi preme dire che anche
Noi abbiamo un collegamento stretto con l'Università di Udine e esiste anche un laboratorio proprio su questi temi che è in collaborazione appunto con il gruppo del professor Foresti dell'Università di Udine, con il quale stiamo collaborando, e anche Fabiano è entrato a far parte del nodo di Data Analytics e Artificial Intelligence, perché appunto fornirà le tecnologie proprio per gli scenari di cui sto parlando. Quindi insomma c'è già un'interconnessione che ci lega. E poi c'è il nodo invece di Amaro, in Internet of Things, che invece ha una focalizzazione sull'IoT, che vuol dire appunto tutto, ma in particolare sul controllo delle linee di produzione e sulla logistica. Ci sono alcuni esempi che possono essere, diciamo, visti fisicamente nel nodo e che ovviamente andrà arricchito con le esperienze che strada facendo riusciremo a mettere insieme. Infine il nodo di Pordenone, l'Advanced Manufacturing Solutions, è una concentrazione sulla gestione dei processi di produzione manufatturieri, ma su questo io non mi soffermo perché appunto il relatore dopo di me farà un excursus proprio su questo. Concludo dicendo soltanto, stiamo facendo una carrellata breve di quelli che sono i risultati raggiunti fino adesso in questi ultimi 2 anni di attività. Allora, ad esempio, sono state, diciamo, per proporre tutta questa serie di iniziative alle aziende, abbiamo effettuato delle mappature sia presso le aziende ICT, sono state analizzate 190 aziende ICT, sia sono stati fatti degli assessment sulla digital readiness delle aziende manufatturiere. Con i partner Polo di Pordenone e Friuli Innovazione sono stati condotti 89 assessment che hanno permesso di vedere quali sono ad esempio i gap, appunto, oppure i bisogni delle aziende manufatturiere, per cercare di colmare questi gap. Sono stati messi in contatto con le aziende ICT mappate per appunto promuovere questo processo di trasformazione digitale. Ripeto, fino ad oggi l'abbiamo fatto nel settore manufatturiero. L'intenzione nostra è quella di allargare lo scenario anche sugli altri settori e quindi e questo è importante perché più settori si tracciano e si mappano, più la cross fertilization è possibile, quindi soluzioni che sono magari conosciute e note nel settore manufatturiero possono diventare dirompenti o disruptive in altri settori. Sono stati organizzati poi 7 corsi di formazioni per le imprese, organizzati 10 eventi di awareness sempre a favore delle imprese per far conoscere loro le possibilità offerte dalle tecnologie in generale abbiamo raggiunto i 450 partecipanti per gli eventi che sono stati organizzati, soprattutto in questo ultimo anno in cui l'attività di persona ha avuto un rallentamento e quindi la parte di formazione a distanza è stata molto seguita. Ecco, io concludo qui e vi ringrazio ancora per avermi invitato. Grazie Ingegner Gutilla. E io approfitto per ricordare che questo evento è organizzato anche insieme ai cluster di TEDI e Comet, che effettivamente sono partner importanti della regione e anche di P4FVG, e credo che in questo momento dovranno farsi carico di interpretare ulteriormente questo progetto di Advanced Manufacturing Valley, collaborando insieme. Passo adesso la parola a Cinzia Lacopeta, che è la responsabile della Lean Experience Factory di San Vito al Tagliamento ed è anche una persona McKinsey, come si dice, che ci porterà sia la sua esperienza, le chiedo insomma di rendere dinamico il P4FVG, quindi di dirci come il mulinello si attiva dentro i nodi, se lo riscontra, quindi come si crea attrazione di talenti, crescita di competenze, investimenti, tecnologie e nuovi casi aziendali. E poi le ho chiesto di portarci anche nel mondo internazionale delle sue esperienze di consulenza, per mostrarci qualche esempio ancora più avanzato di come questo mulinello si potrebbe ulteriormente attivare. Prego, la parola a Cinzia Lacopeta. Grazie dottoressa Verni, ci proverò attraverso le diverse pagine, poi ovviamente se ci sono domande molto felice di prenderle alla fine.
Vorrei iniziare un po' raccogliendo anche lo spunto no, inizialmente che hanno fatto Fabio e Fabiano sull'importanza dei talenti, e questa tavola di fatto ribadisce ancora di più quanto effettivamente puntare sui talenti, sulla loro formazione, sulla loro acquisizione è fondamentale adesso per essere pronti domani, se non già oggi, a competere a livello internazionale. Qua vediamo che ovviamente il trend della digitalizzazione che era in atto in maniera significativa prima della pandemia e se si vuole ancora di più accelerato attraverso la pandemia, mostra che c'è un cambiamento, uno shift piuttosto importante, no? Tra le competenze che abbiamo adesso sulla nostra diciamo shop floor, nelle nostre linee di produzione, quello che invece avverrà verso il 2030, ovvero ci sarà sempre minore domanda, e questo è vero in tutti i settori in maniera trasversale, ovviamente chi più e chi meno, ma il trend è simile per tutti, sempre meno domanda di competenze, di attività che richiedono lavoro fisico, manuale e quindi basso livello cognitivo, e sempre più invece richiesta di competenze che si spostano su skill tecnologiche, sociali e emozionali. Quindi è importante focalizzare questo megatrend e essere, come dire, attivi nel cogliere appieno le opportunità che sottolineano. Tuttavia però quello che spesso ci troviamo e mi trovo a sentire, sia se si tratti di aziende multinazionali che di aziende più medio-piccole, che c'è sempre poco tempo per fare formazione, che il capability building viene visto come un costo e non come un vero investimento, che focalizzare sulla creazione di talenti e quindi di quelle competenze che non solo tecniche e tecnologiche, ma sono anche manageriali, quindi nella capacità, no, di gestire gruppi, gestire trasformazioni, sono purtroppo ancora valutate come non importanti e non rilevanti. Ed ahimè purtroppo, perché diversi studi, e qua vi mostro un risultato del McKinsey Quarterly, ha evidenziato che le aziende che si approcciano alla trasformazione pensando già da subito alla creazione di competenze interne che saranno necessarie anche alla fine della trasformazione, hanno 4 volte maggiore possibilità di avere successo e quindi di portarsi a casa i risultati della trasformazione, e che questo tipicamente significa 2 volte l'impatto sull'EBIT, quindi sui dati di bilancio. Quindi le competenze e la creazione di competenze deve essere assolutamente vista come un investimento che va ovviamente monitorato, ma che porta i suoi frutti. E per questo, collegandomi un po' anche agli spunti che abbiamo visto prima, cioè nel nostro territorio regionale, nel Friuli Venezia Giulia, esiste già un centro di competenze sulla creazione proprio delle competenze digitali, che è la Lean Experience Factory, che mettendo in cooperazione, come ci ha detto Fabio, diverse diciamo eccellenze anche, no? O diversi player che già ci sono nel territorio. Sicuramente si può fare meglio e qua insomma siamo i primi a riconoscerlo, però un primo tentativo in questa direzione è stato svolto. Ha al suo interno una serie di contenuti che sono già a disposizione e possono essere già fruiti da tutte le nostre aziende del territorio, da quelle anche molto piccole fino a quelle più strutturate. Per chi in collegamento non fosse, diciamo, non conoscesse che cos'è la Lean Experience Factory, è di fatto una fabbrica modello che diventerà, grazie anche agli investimenti della Regione Friuli Venezia Giulia sull'ampliamento, un'azienda modello che ha al suo interno delle linee di produzione realistiche, quindi facciamo un compressore prefrigorifero attraverso delle attività manifatturiere, no? Di assemblaggio e di manifattura a livello macchine, che ha degli operatori che sono degli attori, quindi in grado di personificare quelle che sono le tipiche resistenze al cambiamento e quindi costituiscono di fatto una palestra per le aziende, per le imprese, per portarsi con sé tutto il cambiamento, e che, come dicevo, diventerà un'azienda modello perché stiamo creando anche tutta una serie di funzioni a supporto, ufficio acquisti, ufficio vendi, ufficio sviluppo prodotto, in cui mettere di nuovo in pratica quelle che sono le tecnologie e anche i cambiamenti e gli approcci necessari a cambiare non solo il modo di operare nelle singole funzioni, ma anche cross funzionale, integrandole al meglio con tutte le diverse funzioni.
Cosa si fa all'interno di questo centro? Si impara a osservare quelle che sono le potenzialità di sviluppo, quindi si osserva un processo in funzione, si intervistano degli operatori, si utilizzano dei dati che sono di background del caso aziendale, le fabbriche SPA che abbiamo creato, per definire quella che è il potenziale di miglioramento, la baseline, no? Quindi una buona pratica operativa che tutte le aziende, no, dovrebbero di fatto seguire. Fatto questa prima fase, c'è una seconda fase in cui si impara a disegnare quello che è il caso d'uso digitale, così come spesso diciamo noi value backed, ovvero uso una tecnologia perché mi porti un impatto su un KPI importante, pensando anche alle competenze che devo avere all'interno della mia azienda finché l'usufruitore di questa tecnologia effettivamente la usufruisca per il 100% della sua potenzialità, e alla fine si vede la fabbrica completamente trasformata, si vedrà quindi l'azienda completamente trasformata con tutte le tecnologie che attraverso l'ecosistema che abbiamo creato di oltre 50 tech vendors, dai grandi Microsoft, Cisco, PTC alle più innovative startup che abbiamo anche sul territorio, possono far vedere un po' quella che effettivamente dovrebbe risultare la fine della trasformazione digitale. È un po' come salire in un simulatore di volo in un ambiente risk-free, si provano diverse manovre e si esce, come dire, rafforzati per quando poi si deve effettivamente salire sul proprio aeroplano e farlo volare. È importante, quindi abbiamo diverse competenze e per noi, se volete, la crisi, la pandemia è stato una vera grande opportunità, perché se prima tutti i nostri corsi di formazione venivano svolti sostanzialmente al 100% in persona, quindi i grandi clienti McKinsey volavano dal Giappone all'America, all'Europa, sull'aeroporto di Venezia, infatti la chiamiamo la Digital Capability Center Venice, per fare una formazione in person da noi. Questo non era più possibile dal 24 di febbraio. Ci siamo quindi reinventati un modo di fare formazione, che anche questo è già disponibile anche per le nostre aziende del territorio, ma ahimè ancora poco sfruttato, che è quello di fare una formazione a distanza, in remoto, quindi utilizzando Zoom come lo stiamo usando adesso, ma senza perdere l'esperienzialità dell'analisi di quelli che sono i processi della linea, della comprensione degli approcci più corretti da adottare. E inoltre anche abbiamo arricchito questa offerta formativa con una serie di altri componenti, come ad esempio la Virtual Model Factory, quindi virtualizzato in VR, in 3D, la nostra factory, e si può fare ad esempio una serie di esercizi di osservazione, di analisi anche dei rischi di safety nello shop floor in maniera del tutto virtuale. E questo assolutamente con anche mia grande sorpresa, con un ottimo riscontro da tutti i clienti internazionali che diciamo da maggio fino adesso in maniera continuativa, almeno 3 giorni a settimana, ci occupano la capacity, hanno riscontrato un ottimo livello di interattività e anche la capacità di creare quel toolkit, no? Quelle competenze che le persone che hanno partecipato a questi corsi hanno immediatamente messo in opera le settimane dopo, quando hanno iniziato a fare delle attività dei progetti, delle attività di trasformazione. Volevo poi concludere con appunto uno sguardo anche al di fuori della regione, perché è importante ovviamente mettere a sistema quanto il meglio possibile e ancora sono contenta di quello che abbiamo fatto, ma si può fare ancora di più, con quello che hanno fatto a Singapore, dove c'è una fabbrica gemella della Lean Experience Factory, che sostanzialmente un anno fa, anche qua mettendo a sistema il governo locale, tutta una serie di tech vendors, una serie di consulenti anche, hanno lanciato questo programma cosiddetto Field and Forum, che alterna delle sessioni di formazione a delle sessioni invece di applicazione di quelli che sono i principi erogati nella fase di formazione direttamente sul campo, con l'obiettivo di sostanzialmente aiutare delle small medium company, quindi delle PMI veramente analoghe a quelle che abbiamo anche noi sul nostro territorio, a non solo apprendere i principi, non solo far formazione, ma in maniera molto obiettiva andare a calarli e portare dei risultati sul campo.
E quello che è stato di fatto raggiunto con questo programma, e questa che vi ho mostrato in queste pagine è veramente solo la prima fase che si è diciamo, ha cubato l'inizio di quest'anno, ha permesso di fare un reskilling di 150 persone, ha permesso, misurando sul campo, di avere dei benefici come il miglioramento della produttività sia del lavoro e sia dell'asset, diciamo, che va dal 40 al 70%, poi dipende ovviamente dalle aziende, e ovviamente creando un migliore posto di lavoro, quindi anche rispondendo a alcuni delle domande o dei punti che ho visto domande in chat. Come riuscire a trattenere i talenti, far sì che anche le nostre aziende, anche le nostre, diciamo, realtà abbiano dei luoghi di lavoro che possano essere, come dire, appetibili anche per un nuovo laureato. Ecco, ho cercato di essere sintetica per rimanere nei 10 minuti, non so se ci sono delle domande o dei punti specifici che... Beh, mi sembra che Cinzia Lacopette sia riuscita a darci l'idea che effettivamente quella che a noi interessa molto come agenzia, come anche attrazione investimenti, attrazione di talenti, si può fare anche a partire da una realtà che si è sviluppata in fondo, diciamo, da un humus locale molto legato al manifatturiero, legato alla supply chain del bianco all'inizio, no? Quindi senz'altro è una narrazione questa che secondo me restituisce il possibile movimento dinamico di questo mulinello, cioè lo troviamo su alcune esperienze del territorio. Forse oggi con questo incontro vogliamo un po' provare a capire se esiste una condivisione anche più ampia dentro a questo progetto. Quindi io ti ringrazio, si sta sviluppando in chat un dibattito su quanto sia o non sia, diciamo, attrattivo, interessante, capace di creare interesse il nostro tessuto produttivo anche verso le nuove generazioni. E mi sembra niente di più opportuno questo per dare la parola a Lia Correzzola, che è... Ciao, buonasera Lia, grazie della disponibilità a essere qui con noi. Noi ci siamo conosciute quando Lia era in rappresentanza giovani imprenditori, e proprio per fare uno scambio di idee per la nostra attività di raccolta di stimoli e di visioni nel ruolo di policy advisor un po' della regione, ed è una start-upper perché ha una sua start-up di Academy di cui ci dirà qualcosa, ma è anche un'imprenditrice di un'azienda già storica e consolidata sul nostro territorio, che è la Lean Products. E quindi ci sembrava quanto mai una testimonianza interessante a chiusura di questo incontro per capire se le nuove generazioni si ritrovano in questa lettura di un manifatturiero che esce dal manifatturiero tradizionale e si coniuga con una forte digitalizzazione e diventa in qualche modo, diciamo, the place to be. È possibile? È un'ambizione troppo grande per il Friuli Venezia Giulia? Come la vedi? Come l'hai vissuta? Come la stai vivendo? Una domandina, intanto grazie Lidia dell'invito e sono molto felice di essere qui. Io non ho una presentazione perché ho pensato che era più interessante reagire arrivando in conclusione agli stimoli precedenti. E prima di rispondervi, vorrei contestualizzarmi un attimo, nel senso che per capire il mio punto di vista molto particolare, perché mi trovo molto in accordo con tante cose che sono state dette prima di me. E però ce n'è un po' per tutti, un po' per le aziende che è vero che fanno fatica in qualche modo a valutare la formazione, il capitale umano, ma è anche vero che ci sono tutta una serie di attività che potrebbero essere fatte a sostegno delle aziende. Perché mi permetto di dire questa cosa qui? Perché sono appunto imprenditrice di seconda generazione con l'azienda di famiglia che peraltro ci occupiamo di automazione industriale, di innovazione nell'automazione industriale in ottica lean manufacturing. Avete visto, probabilmente non avete notato, ma nella presentazione di Cinzia c'erano tutte queste postazioni di lavoro fatte di profili, questi contenitori industriali vengono da Lean Products, quindi ci occupiamo proprio di quella parte lì ed entriamo in gioco nel momento in cui un'azienda manifatturiera italiana, il nostro focus è l'Italia, ha deciso, anche grazie a interventi, soprattutto grazie a interventi di formazione come quelli che fanno alla LESP, di fare un'innovazione di prodotto o di processo, quindi innovare il proprio ambiente produttivo,
la Lean, che spesso, la filosofia Lean, che spesso si lega con l'ergonomia e con tutta un'altra serie di ragionamenti che puntano all'efficienza, ma, come diceva giustamente Cinzia, producendo meglio in un di più, dà valore al saper fare italiano, nel senso che gli italiani, noi lavoriamo appunto con la manifattura italiana, c'è una competenza incredibile appunto nel saper fare. Molta meno attenzione sicuramente al lato marketing, e quindi tutto il discorso che si faceva all'inizio del marketing territoriale è assolutamente vero. E c'è anche poca attenzione ai processi in molti casi, per cui è assolutamente fondamentale, sono fondamentali tutti quei momenti in cui riusciamo in qualche modo a fermarci dalla nostra quotidianità, che è, insomma, per ogni azienda è vorticosa, e tentare di riorganizzarci. Non è facile, ma qui arrivo alla fine del mio intervento. Ho avuto la malaugurata idea di aprire una startup, no, sto scherzando, nel senso, occupandomi di ottimizzazione dei processi. A un certo punto mi hanno raccontato di questa tecnologia nuova all'epoca, perché era il 2015-2014, nuova tecnologia che ottimizzava, se non stravolgeva, i flussi legati alle transazioni finanziarie. Sto parlando di Bitcoin e sto parlando delle tecnologie blockchain based. E da lì, come dire, è stata un po' la folgorazione. La Lean, dopo un po' che la mastichi, diventa un modo di essere. Sostanzialmente io applico le 5S, che Cinzia sa benissimo cosa sono, applico alcune tecniche Lean in cucina, in garage. E quindi nel momento in cui arriva una nuova tecnologia che ho intuito come potesse essere veramente importante nell'ottimizzare alcuni flussi, e quindi necessariamente gradita al mercato, perché il mercato gradisce l'efficienza, allora insieme ad altri soci abbiamo deciso di iniziare col progetto Bicademy, quindi di aprire questa azienda che si occupa di consulenza e formazione, anzi l'ordine inverso, di formazione e consulenza su tecnologie blockchain based. In 30 secondi cosa sono Bitcoin e blockchain, perché mi è stato chiesto, ma ci vorrebbe molto di più. Di farci un esempio, sì. Ci vorrebbe molto di più. Allora, Bitcoin è la prima valuta digitale. Immaginatevi un punto fragola del supermercato, quelli che vi danno al supermercato, adesso li danno con l'app, che in realtà rappresenta un valore economico dato dal mercato, e questo valore economico è transato da persona a persona su un'interfaccia che è totalmente decentralizzata e si dice in assenza di fiducia, cioè ha dietro un algoritmo, ha dietro un'impostazione tecnologica che elimina la necessità di fidarmi dell'intermediario. Questa possibilità di transare valore tra persone in modo peer-to-peer diretto, con la certezza di farlo, la blockchain non è altro che un registro distribuito per evitare la doppia spesa. Quindi il mio euro è un modo per evitare che il mio euro lo dia a Lidia e nel frattempo a Cinzia in contemporanea, e quindi fa il lavoro che fa la banca, controlla che io abbia le risorse che voglio investire e evita che io le investa 2 volte nello stesso momento. Questo banalizzando e violentando il concetto di blockchain, questo è. Nel momento in cui appunto si capisce che io posso transare valore, ma il valore può essere un'informazione, il valore può essere un diritto, il valore... Si possono transare tante cose, eliminando dei colli di bottiglia, dei centri di potere, anche dei weakest link a volte, perché diciamo che tutto questo movimento delle criptovalute parte da un ragionamento sulle inefficienze del sistema economico-finanziario, quindi sulla corruttibilità di alcuni processi, e quindi il ragionamento è stato: abbiamo tutte le tecnologie per ottimizzare la transazione su internet. Ed ecco che sono nate le criptovalute. Le criptovalute hanno la blockchain come, diciamo, base su cui operano, e la blockchain ha anche un'altra serie di funzioni che non approfondirò qui, che possono essere interessanti,
per la manifattura, interessanti per i processi produttivi, perché io posso avere la certezza della non modificabilità di un'informazione in un modo estremamente veloce, poco costoso, poco invasivo. E questo, insomma, è il tema. In tutti e due i campi effettivamente mi sono occupata di innovazione, nel senso che appunto la Lean ottimizza il processo produttivo, le criptovalute ottimizzano in qualche modo in alcuni campi i processi finanziari. In tutti e due i campi io ho notato che abbiamo delle eccellenze incredibili. Nella manifattura sono state già elencate, vi garantisco che nel mondo della programmazione, dello sviluppo di prodotti software blockchain based come Italia siamo veramente messi bene, e quindi un po' il ragionamento che mi viene da dire è: stiamo andando, ed è evidente, è stato evidente dagli interventi prima di me, stiamo andando in un mondo dove le competenze tecniche sono sempre più importanti, quasi verso una tecnocrazia, perché ci sono delle tecnologie che decidono dei nostri stili di vita, pensiamo alla differenza tra un circuito SEPA piuttosto che un Bitcoin. Noi non sappiamo come funzionano, però influenzano direttamente il nostro modo di vivere. E quindi è vero che non ci sono abbastanza talenti e competenze tecniche nel nostro territorio, sia per quanto riguarda la manifattura, quindi dal saldatore al pressopiegatore, e non parliamo del settore IT, perché anche noi nel nostro piccolo come startup, insomma, abbiamo bisogno assolutamente di strutturarci e non è facile. E qui viene il primo ma. Mentre un'azienda, che mi permetto di dire perché ho un piede di qua, un piede di là, mentre un'azienda strutturata è in grado, diciamo, di sopportare tutti i costi burocratici, amministrativi e di tempi per assumere una persona che è vista come fondamentale, perché tipicamente con la persona si acquisiscono le competenze e noi abbiamo un bisogno incredibile di competenze per fare innovazione. Ecco, la startup è tutt'altro paio di maniche. Noi adesso, guardando i RAL dei programmatori che dobbiamo assumere, mentre come azienda strutturata c'è un bilancio, insomma è tutto molto più, si perde, come startup anche solo proprio la burocrazia, diciamo, tutti i passaggi, i costi e i tempi sono veramente importanti. E però sappiamo che le startup sono quelle più innovative, sono quelle più dinamiche, sono quelle dove, o gli spin-off, dove si testano anche i nuovi progetti. Quindi il primo input che mi sento di dare è che, dato per assodato che le competenze tecniche ci servono e che vogliamo ottenere qua le persone che formiamo, intanto perché abbiamo investito come territorio per formarle, ma soprattutto perché le aziende ne hanno un bisogno disperato, allora non possiamo dimenticarci di tutta la parte legata, lo dico in una battuta, poi non ne parlo più, alla tassazione e alla burocrazia, perché fantastici progetti, anche Cinzia si lamentava che la LEF è poco usata dalle aziende del territorio. Io vorrei capire quanto margine di tempo e di budget rimane alle aziende del territorio per fare innovazione. È vero che l'innovazione dovrebbe essere a un livello più alto di priorità, e quindi un'altra cosa che manca forse da noi, dicevo che ce n'è per tutti, nelle nostre aziende forse manca proprio un po' di cultura di impresa. Siamo veramente tanto con la testa china sul prodotto che non riusciamo a fare quel mezzo passo indietro per capire veramente chi siamo, capire quali sono gli elementi fondamentali del nostro saper fare che vogliamo proteggere e con che strumenti proteggerli, perché questo è assolutamente vero. Ma è anche vero che l'ho provato personalmente, attrarre in Italia un investimento estero è difficilissimo. Noi abbiamo tanti interlocutori che ci dicono: fighissimo, Bicademy, subito, ma perché non fate la sede in UK? Ma perché non fate la sede in Svizzera? Lì investiremo subito.
In Italia ci sono tanti e tali insidie, variabili, difficili da gestire, che questo è un altro fattore che probabilmente non riusciamo a risolvere a questo tavolo, però è un fattore che non possiamo ignorare. Soprattutto perché gli investimenti sono, e ce lo raccontava anche Fabiano, sono un elemento fondamentale per fare lo scale up. Le start-up è difficile che con il fatturato nei primi anni riescano ad assumere tutti quelli che devono assumere. È molto più probabile che abbiano bisogno di un boost di qualche tipo. Se riuscissimo ad attrarlo al di fuori, insomma, dei friends and full and family, sarebbe veramente molto interessante per la capacità delle aziende di crescere. Quindi, dato che ho quasi concluso, il digitale è l'elettricità in realtà, cioè non possiamo vederlo come un layer che sta sopra, è proprio il sangue come inserirlo, come portarlo nelle nostre aziende, attraverso la formazione, attraverso l'assunzione. Le assunzioni, e qui entra l'ultima, come dire, la mia ultima battaglia prima di passare all'umanesimo digitale, cioè l'importanza dei ragionamenti di genere e generazionali. Io vengo dal mondo della manifattura dove sono tutti uomini, ICT sono tutti uomini, Confindustria sono tutti uomini. Confermo a tutti quelli che stanno ascoltando e che ne avessero bisogno di questo tipo di conferme che c'è bisogno del fattore femminile in tutti questi campi. In alcuni campi, sto pensando, non so, ai saldatori, banalmente perché non ce ne sono abbastanza, quindi se qualcuno avesse la passione della saldatura, qualcuna avesse la passione della saldatura, c'è bisogno. Ma anche nell'ambito ICT, probabilmente i presenti me lo possono confermare, è interessante avere un team che ha punti di vista diversi, così come siamo diversi tra uomini e donne, perché le soluzioni, me lo confermano insomma il mio team interno di sviluppo, le soluzioni sono diverse, forse sono più complete, sono percorsi complementari che permettono di avere una soluzione migliore. Quindi uno dei modi, ad esempio, per supplire, se vogliamo, a alcune carenze alla quantità di skill tecniche di cui abbiamo bisogno, potrebbe essere quello di ragionare su, come dire, fare una comunicazione, un orientamento di genere. Che non vuol dire che c'è nessun tipo di violenza, cioè non è necessario occuparsi di qualcosa, però se piace il tema informatico, se piace il tema IT, se piace il gaming, continuare sul percorso perché sia la manifattura che l'information technology e l'ambiente dei servizi ne ha molto bisogno. Concludo dicendo che stiamo andando, abbiamo parlato di digitalizzazione, abbiamo parlato di sostenibilità, c'è un concetto che ultimamente insomma mi viene spesso riproposto e che condivido in pieno, che è quello dell'umanesimo digitale, che forse potrebbe essere, diciamo, un po' la sintesi di quello che abbiamo detto fino adesso. Cioè c'è bisogno di innovare, c'è bisogno di ottimizzare, c'è bisogno di trovare percorsi più efficienti, ma anche diversi, proprio disruptive. Però quello che abbiamo capito nel riflusso della tecnologia, nel senso che c'è stato un momento in cui la tecnologia costringeva le persone a fare tutta una serie di passaggi, probabilmente ve li ricordate, cavetti dappertutto, necessità di settare i device. Siamo arrivati finalmente a un momento in cui è la tecnologia che guarda verso l'uomo, che è la user experience che comanda. E questo, se lo trasliamo nell'ambiente produttivo, è un po' la differenza tra il comandare e il coinvolgere. Io l'ho visto, vi faccio un esempio, l'ho visto col primo lockdown. Nel primo lockdown all'improvviso le aziende hanno avuto bisogno di lavorare in smart working dalla sera alla mattina. Ho visto aziende cercare sistemi comando e controllo, quindi mi mandi la mail ogni tot, ti faccio la foto, faccio il check che tu sia lì.
e raggiungere risultati veramente poveri. Ho visto altre aziende invece partire dalla cultura aziendale, sviluppare, diciamo, davanti al bivio, mi chiudo in me stesso o mi apro all'innovazione, aprirsi totalmente e puntando però sulla propria cultura aziendale, e ho visto alcune di queste aziende veramente esplodere, crescere tantissimo, sia come fatturato, ma soprattutto come qualità dei clienti, perché i clienti erano attratti dalla cultura aziendale, non necessariamente da discorsi sul prezzo. E la cultura aziendale è strettamente legata al modo in cui utilizziamo la digitalizzazione. Un posto di lavoro accogliente è un posto di lavoro dove la tecnologia viene incontro, dove parliamo di ergonomia, dove parliamo di un'ottimizzazione che però è un'ottimizzazione che mi fa eliminare gli sprechi, non mi fa lavorare di più. Okay? Questo è il concetto. E credo che oltretutto è un'idea estremamente più sostenibile rispetto a quella tradizionale, quindi va assolutamente nel filone della sostenibilità, non è una sostenibilità come dire, ecologica, ma è una sostenibilità della persona, dell'equilibrio tra energie che si prendono e energie che si danno, l'equilibrio tra lavoro e vita, insomma, e casa. E questo penso che possa essere l'elemento su cui puntare, nel senso che noi difficilmente riusciremo a abbassare drasticamente, sì, parliamo di cuneo fiscale, ma l'aspetto della tassazione qui dal Friuli sarà forse difficile intervenire. Un altro fattore che ci penalizza tantissimo è il costo dell'energia, il costo delle materie prime, anche qui non penso che riusciremo a granché a intervenire. Però cosa possiamo fare? Creare un ambiente dove la cultura domina sul controllo, dove il coinvolgimento è più importante rispetto ai KPI, o meglio, i KPI vengono lo stesso, ma non sono le ore di lavoro, ma sono gli obiettivi, e dove io capisco come azienda e lo incentivo e faccio in modo che i miei collaboratori lo sappiano e lo vivono, io capisco che tanto mi dai quanto ricevi. E quindi trovare tutti quegli accorgimenti, che in alcuni casi è la palestra aziendale piuttosto che il corso di formazione, tutti quegli accorgimenti che fanno sì che le persone anche ricevano, perché io ho visto che è il modo, forse l'unico, per far sì che le persone diano. Perché il problema fondamentale è che nelle formule della redditività non è valutata l'energia, la redditività del personale, non c'è l'energia, che a mio avviso è uno dei fattori fondamentali, nel senso che le stesse competenze, come dire, se io le utilizzo con energia 1 o con energia 10 fa molta differenza. La carica che io ci metto nella mia quotidianità fa molta differenza ed è direttamente proporzionale, secondo me, al coinvolgimento nel processo aziendale, e uno è tanto più coinvolto quanto è coinvolto dalla cultura aziendale, perché lo stipendio arriva fino a un certo punto, è importante ma non è tutto. Quindi rispondendo alla tua domanda assolutamente sì, nel senso che è tutto fattibile, se noi escludiamo le tasse, escludiamo il costo dell'energia, tutto il resto lo possiamo creare. Naturalmente come sistema, non lo può fare un'azienda da sola, lo può fare però un sistema regionale, certo che sì. Grazie Elia, davvero, sia per la tua testimonianza e sia anche per aver, diciamo così, seguito tutti gli interventi e portato una dimensione che secondo me è molto in sintonia con quello che sta facendo la Regione e anche con un po' una visione di un Advanced Manufacturing Valley che in qualche modo deve anche avere al centro la persona, e qui potrebbe fare veramente la differenza, quindi forse potrebbe essere Friuli Venezia Giulia un laboratorio dove si sperimenta un nuovo modo di stare nell'organizzazione, e questo penso, mi spiace ancora che non sia potuta intervenire l'assessore Rosolin, perché penso che diciamo, nelle varie articolazioni della regione si portano avanti dei ragionamenti anche sull'innovazione organizzativa e anche sul nuovo modo di interpretare il posto di lavoro, sul welfare aziendale, sul coinvolgimento dei lavoratori, che possono veramente convergere su un'innovazione. E quindi avere una conferma da te che rappresenti questi due mondi di impresa, che questa potrebbe essere una chiave anche per essere maggiormente attrattivi, penso che sia una perfetta chiusura di questo incontro. Io ringrazio tutti per essere andati anche un po' oltre i tempi che già erano un po' più lunghi del nostro consueto. Ricordo anche che in chat è arrivato un bello stimolo
di poter in qualche modo, come dire, capitalizzare l'esperienza di P4FVG e dei parchi scientifici e dei fari manifatturieri come possibili driver di progetti anche sostenuti dalla Regione per favorire la transizione digitale. Quindi ci sono stati diversi suggerimenti in chat, io ho avuto piacere di riportarveli. E mi dispiace che non ci sia tempo per altri interventi, però davvero ringrazio tantissimo i relatori, perché ci portiamo noi, penso come agenzia, a casa tutti questi contenuti, ma anche chi è riuscito a seguire, ad ascoltare. Poi questo sarà, tutto l'evento registrato e sarà messo a disposizione. Penso potrebbe essere veramente una piattaforma su cui ragionare per il futuro. Quindi mi sembra di dovervi ringraziare. E tra l'altro colgo l'occasione per invitarvi poi a gennaio proprio su una seconda iniziativa che faremo su questo concetto, diciamo, di human centered, perciò lì ci hai dato veramente il là. Ringrazio tutti i relatori, le organizzazioni che hanno portato avanti questa iniziativa insieme e che dire, vi aspetto per i nostri prossimi incontri. Grazie. Un saluto Ciao, a tutti. grazie. Grazie Grazie a tutti. davvero. Ciao. Buonasera. Buona Ciao. serata a tutti. Arrivederci. Grazie.